La modernizzazione arriva anche nella donazione di sangue. Le prenotazioni avverranno tramite un accesso digitale al portale del donatore. C'è questo nuovo programma che prevede un accesso digitale che blocca qualche donatore che è un poco magari avvezzo alla tecnologia, ma abbiamo attivato questo progetto con Pallades che li aiuterà ad essere autonomi, ad accedere appunto con SPID o carta d'identità elettronica a questo nuovo portale e a prenotarsi la donazione in autonomia quando può, quando è consono insomma ai suoi impegni. Fino al 20 marzo in 14 comuni del distretto 1 si svolgeranno incontri formativi per avvicinare al nuovo sistema i cittadini che hanno meno dimestichezza con la tecnologia. Bassano, comune capofila, ha attivato uno sportello apposito. Al pian terreno di via Matteotti ci sarà un servizio di facilitazione digitale per cui i cittadini di Bassano potranno accedere per ricevere informazioni, anche un servizio, anche per scaricare eventualmente dei moduli che loro hanno difficoltà a scaricare per quanto riguarda per esempio l'aspetto sanitario. Incontri specifici si svolgeranno in tutti i quartieri della città e il 1 marzo al Teatro da Ponte il duo comico Carlo e Giorgio metterà in scena lo spettacolo In Veneto è più facile per spiegare con un sorriso la transizione digitale.